tutti, questo è il nostro evento, si chiama Cecilia Music and Food Festival, è organizzato dalla nostra associazione che è l'associazione Vincenzo Bellini di Tusa, la nostra banda musicale qui del nostro paese che fa attività a Tusa da 25 anni. Dall'anno scorso abbiamo deciso di organizzare questa festa in onore della nostra santa protettrice che è Santa Cecilia, dopodiché i ragazzi della banda, un po' per scherzo, un po' per volontà, abbiamo iniziato con questa festa di paese, possiamo definire così, nel nostro centro storico, nel cuore del nostro centro storico che è San Nicola. Qui noi abbiamo la nostra sede che è questa chiesa bellissima in cui siamo in questo momento, che ci è stata concessa dal nostro parroco Padre Amato, e quindi siamo qui da almeno 5 anni. Lo scopo di Cecilia Music and Food Festival è quello di rivalutare innanzitutto il nostro centro storico, quindi questa parte che è un po' abbandonata nel nostro paese perché ormai sono poche le persone che hanno la residenza in questa parte, perché tutte si sono spostate nella parte più a nord del paese. La voglia è quella di mischiare la musica, che è la nostra attività principale, con l'attività culinaria. Per questo noi ci siamo avvalsi della collaborazione di associazioni presenti nel nostro territorio che ci hanno aiutati, perché noi non siamo specializzati ovviamente nella ristorazione. Queste associazioni, che io ringrazio innanzitutto, sono i Cuochi Valle della Lesa, Slow Food Nebrodi e il Circolo Arci di Tusa. Loro per noi oggi hanno preparato dei piatti tipici della nostra tradizione, che sono le qualazze a cupatelli fatte da Slow Food, i ceci fatti dall'Arci, la trippa al pomodoro e il riso con la zucca preparati invece dai nostri amici dei Cuochi Valle della Lesa. Siamo contentissimi per la partecipazione, che è stata davvero tanta, quindi credo che possiamo dire che ci rivedremo il prossimo anno per un altro evento come questo. Grazie a tutti. Buonasera a tutti, io mi chiamo Vincenzo Perez, sono il maestro dell'associazione musicale della banda Vincenzo Bellini di Tusa. È da ben 25 anni che faccio parte di questa bellissima associazione musicale. Diciamo che sono cresciuto insieme a loro, sono cresciuto come età e sono cresciuto anche musicalmente. Come ho detto prima, abbiamo iniziato 25 anni fa. Oggi, dopo molto tempo, dopo tanto tempo siamo riusciti a fare delle cose molto importanti, molto carine, spaziando un genere di musica dal classico al moderno alla musica popolare siciliana, che ultimamente abbiamo fatto 2 concerti importanti sia qui a Tusa che a Santo Stefano di Camastra. Diciamo che stiamo continuando questo percorso cercando in tutti i modi di variare ancora nel modo migliore possibile, cioè il fatto di inserire anche nell'ambito bandistico la musica operistica. La musica operistica, cercando di inserire appunto dei cantanti come un tenore o un soprano e fare delle aree importanti e molto conosciute. Come vedete dietro di me si sente un po' di movimento, un po' di chiasso, un po' di musica, perché oggi stiamo festeggiando la festa di Santa Cecilia, che anche se giustamente non è la giornata, però oggi ce l'abbiamo 24, ma la giornata proprio della festa è il 22 di novembre. Abbiamo fatto la processione e adesso uno street food.
Sicilia bella, voglio giocare con la fontanella. Sicilia bella, ma manca sai correre in manetta. L'occhio di invidia c'hanno sempre a mangiare, qua lato terra volo sanno sucare. Gli altri sciacalli che si fanno ragione, caso pretempo fanno casa e caso. Buonasera, sono Andrea Tasca, presidente dell'Associazione Cuochi Valle delle Celebrity. La nostra associazione è nata 10 anni fa da un'intuizione di Valle di Vita, che adesso è il nostro vicepresidente, che ci ha detto che ha voluto promuovere questi ragazzi, inserire questi ragazzi nel mondo del lavoro e promuovere il nostro lavoro, che è un lavoro cardine per questa zona e penso per il turismo in Sicilia e in Italia e in tutto il mondo. Noi siamo un gruppo di giovani, adesso siamo un po' di meno, però siamo qui stasera per collaborare con la banda Vincenzo Bellini di Tusa, che ci invita per il secondo anno consecutivo. Noi abbiamo proposto il risotto con la zucca gialla, semplice, però è stato molto apprezzato, con una provola dolce prodotta dalla ditta Miceli, che è una provola fatta da breve, da 2-3 giorni, freschissima, una provola freschissima, non è una provola stagionata. Poi noi siamo qui perché vogliamo promuovere il territorio, vogliamo promuovere queste serate, perché a noi fa piacere che la gente si muove bene e si mette qua in gioco con noi, ci viene a pensare i nostri cibi, i nostri piatti e balla e si diverte con noi. Ripeti cos'è l'associazione Valle della Lesa che stiamo sentendo? L'associazione Valle della Lesa è nata 10 anni fa da una intuizione dello chef Mario Di Vita, che adesso è il vicepresidente, allora era il presidente dell'associazione, che è stata per promuovere questi giovani a inserirsi nel mondo del lavoro, ad avvicinarsi al nostro mestiere, che è un mestiere particolare e che è apprezzato in Sicilia e in tutto il mondo. Tarantella Power is up today. 1999, Tarantella Power est sortie du lait. La tarentule est loin de mue, de la campagne est venue en ville. 2001, Tarantella Power all the world around. Taranta nel profondo sud è quella musica che tu all'improvviso sentirai, è il ballo che non finisce mai, è il passo che dovrai imitare per liberarti del male d'amore, così ballando meridionale come la taranta che ti pizzica il cuore. Quando tu colpi dal cuore dal tuo sud, per ore ed ore ballerai, finché nel ballo ti perderai, e tu stregata dalla leggenda e dal potere della taranta, da quella musica che va sempre più forte, allora la taranta muore quando tu colpi dal cuore.